Buongiorno a tutti, sì, anch'io sono contenta di essere qua in questa giornata molto interessante con anche dei relatori che ci hanno raccontato finora delle esperienze davvero anche insomma, di un certo livello. Io non sono una ricercatrice, sono una psicologa clinica e mi occupo appunto anche di pazienti con sclerosi multipla, non solo. Però nell'azienda di Crema ho cominciato a lavorare proprio con un piccolo progetto che riguardava la riabilitazione neuropsicologica in questi pazienti, quindi insomma mi fa piacere essere qui a parlare di questo argomento. Vi parlerò brevemente di quelli che sono i disturbi cognitivi nella malattia, perché in qualche modo ci dà un po' anche la mappa per capire come poi si è sviluppata la riabilitazione neuropsicologica, e vi porterò poi dei dati di letteratura sulla riabilitazione e degli spunti rispetto a quelle che sono le nuove frontiere. Questa è una slide del 91 di Rao, che in qualche modo cominciava a sintetizzare quelle che erano le alterazioni cognitive nella sclerosi multipla. Per cui un 43% di persone con un cognitive impairment e i domini maggiormente interessati erano la memoria, la velocità di processazione, le abilità visospaziali e poi anche attenzione, linguaggio e funzioni esecutive. Più recentemente questa slide che riporta un lavoro del 2006 sostanzialmente ci dice che il cognitive impairment nella malattia ha una percentuale che va dal 45 al 65% di pazienti che hanno un disturbo cognitivo lieve, nel senso che è molto rara la presenza di un quadro di demenza in questa malattia, però è frequente la presenza di alterazioni cognitive in diversi domini cognitivi. Di nuovo ritroviamo la memoria, intesa quindi sia come difficoltà di immagazzinamento e di recupero dell'informazione, problemi di attenzione, nella velocità di elaborazione delle informazioni e delle funzioni esecutive. Non entro nello specifico perché le cose da dire sono tante, però le caratteristiche del cognitive impairment nella sclerosi multipla sono un po' queste: è debolmente correlato alla durata di malattia, quindi non dipende da quanti anni ho la patologia, è debolmente associato anche alla disabilità fisica, anche se è più presente in persone con una sclerosi multipla di tipo secondario progressivo. È moderatamente associato alla depressione e la fatica, che è uno dei sintomi della malattia, può avere un ruolo sulla performance cognitiva. Non ci sono effetti invece diversi rispetto alla popolazione generale, rispetto all'età o al genere. In questo non cambia. Per quanto riguarda diciamo così, i correlati neuronali, chiaramente inizialmente le lesioni cognitive erano correlate o si pensavano correlate solamente alle lesioni della sostanza bianca, che appunto sono più tipiche della malattia. Negli anni più recenti è stato messo invece in luce il ruolo anche della sostanza grigia in termini di atrofia generale oppure regionale o in generale di lesioni corticali presenti come possibile substrato eziopatologico dei disturbi cognitivi. Però perché è importante trattare il deficit cognitivo in questi pazienti? Perché gli studi ci dicono che il deficit cognitivo è strettamente associato poi allo stato funzionale del paziente e quindi a per esempio il fatto che la persona abbia o meno un'occupazione, quindi abbia o meno un lavoro, oppure rispetto anche alla posizione lavorativa della persona con sclerosi multipla. È correlata la presenza di un deficit cognitivo alla partecipazione o meno ad attività sociali, in generale alla gestione di quelle che sono le attività di vita quotidiana e alla qualità di vita. Quindi è importante occuparci di questo aspetto e lavorare sulla riabilitazione anche in questi pazienti. Parlando di riabilitazione cognitiva parliamo chiaramente di plasticità cerebrale e in corso di sclerosi multipla esiste una spontanea riorganizzazione cerebrale funzionale per compensare il danno tessutale. Quello che succede è che
La riorganizzazione funzionale consiste nell'attivazione delle aree cerebrali solitamente utilizzate dai soggetti sani, ma il paziente con sclerosi multipla utilizza delle aree, diciamo così, addizionali per compensare quello che poi è il danno tessutale, e quindi il deficit cognitivo si manifesta nel momento in cui la compensazione cerebrale non è più possibile. Quindi sostanzialmente è presente ed è possibile la plasticità neuronale, la riabilitazione deve in qualche modo guidare un po' questo processo. Questa è la prima consensus conference che è stata fatta nel 2010 a Siena rispetto alla riabilitazione cognitiva nell'adulto, e c'era un gruppo di lavoro dedicato appunto ai lavori riguardanti la sclerosi multipla, e questa è, diciamo, la review principale di quel tipo di lavoro del 2008, e i risultati, diciamo così, quali erano? Sostanzialmente c'era un solo studio in classe 3 che portava delle evidenze rispetto alla riabilitazione dell'attenzione con un training cognitivo computerizzato, parliamo del REACOM. Uno studio invece in classe 4 rispetto alle funzioni cognitive, sempre con programma computerizzato ed esercizi carta e matita. Però diciamo così, l'evidenza maggiore è questo studio in classe 1, che è quello della Chiaravallotti del 2005, che utilizza questa story memory technique modificata per la riabilitazione dell'apprendimento e della memoria. Sostanzialmente la tecnica è una tecnica di visualizzazione e unitamente all'utilizzo del contesto, per cui in qualche modo utilizza delle mnemotecniche, delle strategie di tipo interno che vanno a lavorare appunto sulla visualizzazione, sulla creazione di storie, mettendo insieme appunto degli stimoli che non hanno magari una interazione tra loro. Questa tecnica arriva in qualche modo da un lavoro precedente ancora del 98 di Allen, che presentava per la prima volta queste tecniche di memoria applicate al paziente con sclerosi multipla. E questa tecnica, comunque vedremo, ritorna e rimane comunque una delle tecniche riabilitative per la memoria di rilievo anche ad oggi. Successivamente ho trovato questa Cochrane del 2014, e gli studi che riassume sono 20 per un totale di quasi 1000 pazienti con un'età media di 44 anni, una scolarità media di 12 anni, il 70% sono donne, a prevalenza sclerosi multipla, relapsing remitting, con una durata media di malattia di 14 anni. Questo per darvi un po' l'idea di quello che è il campione di riferimento anche del paziente con la sclerosi multipla. E la Cochrane trova evidenze di basso grado, che comunque sono delle evidenze importanti rispetto alla Cochrane, per il training cognitivo e per la riabilitazione neuropsicologica sulla memoria, sull'attenzione e sulla memoria di lavoro. In particolare si parla di riabilitazione neuropsicologica e diciamo così, con questa etichetta troviamo diversi tipi di training, quindi sia mnemotecniche con metodi interni come quel lavoro che abbiamo visto prima, ma anche metodi esterni, ma anche lavori sulla metacognizione, piuttosto che psicoeducazione, piuttosto che counseling neuropsicologico. Quindi ci sono diciamo così, delle metodiche molto diverse all'interno di questa etichetta. Quando parliamo invece di training cognitivo si parla di esercizi specifici per una funzione cognitiva. Qui vi ho messo questa slide del REACOM, di un lavoro di Mattioli, che utilizza proprio in questo caso il training Plan a Day di attenzione divisa appunto del REACOM. Rispetto a questa review l'83% dei lavori sono programmi computerizzati, soprattutto il REACOM. 8 lavori utilizzano appunto il REACOM, poi BrainSteam, Cognifit, eccetera. Al di fuori di questa review
ci sono, diciamo così, adesso diversi lavori che vanno proprio a cercare di vedere qual è diciamo, l'effetto di una serie di programmi computerizzati. Quindi partiamo dalla REACOM, che è forse quello un po' più conosciuto e più utilizzato, che è anche più datato. Oggi però ci sono anche dei programmi computerizzati, ma anche delle applicazioni, e ce ne sono diverse, il Cogni Plus, Cogni Fit, sono tornata indietro, il Brain Gym, il Cognitrack, ci sono davvero tantissimi lavori e ci dicono che in qualche modo è un po' anche questa la strada rispetto a quelle che sono le nuove frontiere, o ancora questo lavoro sul Brain HQ che del 2019 che è stato fatto per esempio a casa del paziente, per cui la facilità di un'applicazione sul tablet è proprio poi questa, il fatto che magari può essere fatto non per forza arrivando in un centro, per persone che magari hanno delle difficoltà a raggiungere il centro riabilitativo, o persone che magari ancora lavorano e quindi fanno fatica a venire in ospedale per fare un training riabilitativo, e quindi credo che questo sia una metodica importante anche per questi motivi. Questo è appunto l'esito di questo studio, che ci sono appunto esercizi mirati in questo caso sulla velocità di elaborazione delle informazioni, 5 sessioni a settimana della durata di circa un'ora per 12 settimane. C'è un miglioramento significativo della velocità di elaborazione delle informazioni, maggiore in pazienti relapsing remitting piuttosto che pazienti con una sclerosi multipla di tipo secondario. Questa è di nuovo Cochrane 2016, questa è una review solo che riguarda le tecniche riabilitative della memoria, e l'esito anche qua è che interventi comunque e mnemotecniche che utilizzano metodi interni ed esterni più programmi computerizzati sono efficaci nel migliorare il funzionamento della memoria anche nel follow up, e ci sono anche delle evidenze per quanto riguarda la qualità della vita a breve termine, per quanto riguarda le ADL a lungo termine, mentre non ci sono degli effetti sui report soggettivi, sull'umore, sulle ADL a breve termine e sulla qualità della vita a lungo termine. Anche qui evidenza di bassa qualità, ma stiamo parlando appunto della Cochrane. Infine questa review, e qui parliamo di 40 lavori, parte questa review da 129 e lavora su 40 lavori, e in questo caso vengono identificate delle pratiche standard, pratiche guida, pratiche opzionali, sulla base anche qua degli studi in classe 1, 2 o 3. E qui torna rispetto all'attenzione, tornano i metodi computerizzati, per cui di nuovo REACOM e APT, e che in qualche modo portano a dei miglioramenti rispetto appunto all'attenzione, attenzione divisa, concentrazione e vigilanza per quanto riguarda il REACOM, e l'APT quindi rispetto a quella che è l'attenzione. E qua abbiamo degli studi però in classe 1 rispetto a quelli che avevamo visto precedentemente. E poi torna appunto il metodo della Story Memory Technique della Chiara Vallotti con un nuovo studio che di nuovo ci indica come pratica standard questo tipo di metodologia. Come opzioni, come pratiche opzionali invece ci sono anche qui di nuovo delle mnemotecniche sostanzialmente, quindi visual imagery, space learning, generation effect, e anche ci sono un paio di studi sull'utilizzo della musica, per cui semplicemente cantare una lista di parole piuttosto che leggerla può avere un effetto positivo sulla capacità di memorizzare. Non ci sono invece raccomandazioni rispetto alla memoria di lavoro, la velocità di elaborazione, le funzioni esecutive e la metacognizione rispetto a questi lavori che arrivano fino al 2017. Poi successivamente invece per esempio c'è questo studio pilota sull'SPT che invece ci dà dei buoni risultati. Poi sì, non ci sono evidenze rispetto a quelli che sono i criteri Cochrane o comunque più stretti. Poi
tutti questi lavori in genere portano poi e riferiscono un miglioramento del gruppo che comunque fa il training cognitivo. Volevo citarvi anche questo studio invece con Erika, visto che è un programma computerizzato creato in Italia. E anche in questo studio in qualche modo l'obiettivo era un po' valutare l'efficacia della riabilitazione utilizzando questo tipo di software sulle performance cognitive e sulla possibilità di migliorare la qualità di vita dei soggetti coinvolti. Questo è un po' tutto l'impianto, per cui ci sono 40 persone con sclerosi multipla, 20 che fanno il training con arte matita e 20 che fanno il training computerizzato, 24 sessioni da 45 minuti. I risultati ci dicono che la riabilitazione cognitiva determina un miglioramento anche qui della memoria, dell'attenzione, della velocità di elaborazione. Anche il gruppo di controllo, quindi quello che fa esercizi carte matita, migliora, ma sembra che gli esercizi fatti col computer portino a un miglioramento migliore. Questa è un'altra Cochrane recentissima, anche questa del 2019, che riprende una serie di interventi riabilitativi in generale, non solo quelli cognitivi, riprende alcuni lavori che vi ho già citato e non ve li ricito, però inserisce anche negli interventi riabilitativi tutti quegli interventi che sono di tipo informativo, quindi dare una serie di informazioni in qualsiasi modo, opuscoli, manuali, programmi, siti web, social network, registrazioni audio, video, in qualche modo aumenta quella che è la conoscenza di malattia e questo può aumentare anche, migliora l'effettuazione di scelte e la qualità della vita in queste persone, quindi chiaramente è un'opzione magari più semplice, nel senso che dare informazioni non è fare un training cognitivo, è un'altra cosa, l'obiettivo non è migliorare le funzioni cognitive, però nell'ottica anche dell'utilizzo delle risorse possono essere, cioè è importante tenere presente anche questi aspetti. Chiaramente la riabilitazione, ci sono dei dati anche che ci dicono che c'è un effetto poi anche sulla plasticità neuronale rispetto a quelli che sono i training cognitivi e quindi sia training di attenzione, di memoria di lavoro che training di memoria portano a una attivazione di diverse aree cerebrali e a un aumento delle connessioni neuronali. Non entro nelle diverse, diciamo così, localizzazioni cerebrali, anche per quanto riguarda la memoria la stessa cosa, quindi aumentata attivazione delle aree associative e aumento della connettività, in particolare nell'ippocampo, la corteccia parietale, il cervelletto, il cingolo e il talamo. Non ci sono effetti sulla plasticità strutturale della sostanza grigia e bianca, ci sono dei cambiamenti microstrutturali a carico del corpo calloso trovati con questo training fatto con la Nintendo. Qui ci sono esercizi, il Nintendo è proprio quello che è acquistabile anche, cioè non è un programma specifico, diciamo così, per la riabilitazione cognitiva. E c'è anche un aumento del volume della sostanza grigia nel giro paraippocampale in seguito a un training sulle immagini visive mentali in questo lavoro di Hers nel 2018, per cui anche qui torna un po' una mnemotecnica, per cui questo è proprio un training in cui si insegna in qualche modo a visualizzare in un modo più preciso e si sensibilizza il soggetto a questo tipo di intervento. Questi quindi sono un po' i dati di letteratura. Rispetto a quelle che possono essere le nuove frontiere, anche qui abbiamo quello che ci hanno citato sostanzialmente i relatori precedenti, quindi da una parte un training in qualche modo con la NIPS e quindi la stimolazione in qualche modo transcranica, un training cognitivo per attenzione e velocità di elaborazione più questo tipo di metodica, i risultati sono comunque promettenti, anche se appunto non abbiamo la qualità degli studi inseriti nelle review precedenti e di nuovo è ancora la realtà virtuale, quindi anche qui questo in generale la realtà virtuale appunto nell'ambito della neurologia abbiamo visto prima nel paziente Parkinson è uno strumento che viene utilizzato sempre di più, inizialmente più per gli aspetti di tipo motorio
E nella realtà virtuale appunto ci possono essere sia dei giochi concepiti e sviluppati ai fini riabilitativi, sia giochi pensati invece per la popolazione generale e poi utilizzati a fini riabilitativi. Sostanzialmente la realtà virtuale ci dice appunto questo lavoro che soprattutto se combinata ad altri interventi può essere uno strumento valido per la riabilitazione cognitiva. In particolare potrebbe essere aumentare la motivazione e diminuire la percezione dello sforzo nel fare l'esercizio. Però sono studi con una qualità comunque metodologica minore o comunque richiedono ulteriori conferme. Rispetto ad altre nuove frontiere volevo considerare alcune variabili, la personalità, la riserva cognitiva e l'età. Che cosa significa? Per esempio, nello studio che ho citato prima con il Brain HQ è stato inserito anche nello screening un test di personalità sulla base del modello dei Big Five, e i risultati ci dicono che le persone che hanno un più alto tratto di coscienziosità, soprattutto per quanto riguarda la componente ordine, hanno dei risultati migliori al training cognitivo. Negli studi che ho in qualche modo un po' rivisto facendo la presentazione non ho trovato molti studi, forse uno di Benedict nel 2000, che inseriscono anche un test di personalità prima di fare un training riabilitativo. Però riflettendoci poi anche nella pratica clinica, in effetti ci sono delle persone che insomma arrivano, fanno il training, sono precise e hanno dei buoni effetti, e persone che fanno invece più fatica magari arrivare a stare in un certo tipo di contesto. E quindi forse rispetto a quelle che possono essere le prospettive può essere una modalità per affinare insomma la tipologia di pazienti che può fare un certo tipo di training. E poi sempre in questo studio ci dice che il volume della sostanza grigia si associa all'esito del trattamento riabilitativo, cioè maggiore il volume della sostanza grigia, maggiore sarà il miglioramento post trattamento. E anche qua mi ritrovo con un po' con le presentazioni precedenti, per cui in qualche modo il concetto di riserva cerebrale, di riserva cognitiva è qualcosa che bisogna forse considerare anche qui rispetto a quali pazienti consigliare o che tipo di trattamento fare per che tipo di paziente. Sappiamo appunto che la riserva cognitiva protegge contro il declino cognitivo, indipendentemente anche dalla riserva cerebrale, ma non entrerei in questa definizione, però anche nei pazienti con sclerosi multipla si è visto che pazienti con una più alta riserva cognitiva peggiorano meno nel tempo, per esempio in questo lavoro al symbol digit e al test di PASAT. Sostanzialmente alti livelli di riserva cognitiva in persone con sclerosi multipla hanno una prestazione migliore in compiti di memoria verbale visuospaziale, di attenzione, di velocità di elaborazione, di fluenza verbale e di controllo inibitorio, che poi è uno degli aspetti che correla anche con le IADL. E quindi è importante considerare questo aspetto, perché anche nella sclerosi multipla la riserva cognitiva può in qualche modo aiutare a prevenire anche quello che è il declino cognitivo. E rispetto a questo faccio un accenno e riprendo la variabile età rispetto alla sclerosi multipla in età pediatrica, perché i casi sono pochi, tra virgolette, nel senso che tra il 3 e il 10% dei casi di sclerosi multipla abbiamo casi appunto al di sotto dei 18 anni, quindi parliamo di età pediatrica. Questi pazienti, questi bambini hanno già un cognitive impairment nel 30-50% dei casi, e oltre ai domini rilevati nell'adulto c'è l'aspetto del linguaggio, che è un po' diverso rispetto all'età adulta. La letteratura ci dice che c'è una tendenza al peggioramento della funzionalità cognitiva. Qui per esempio ci sono stati degli studi rispetto alla riserva cognitiva e già ci dicono che bambini con una riserva cognitiva più alta o adolescenti hanno un peggioramento minore nel tempo del quadro cognitivo. C'è anche questo studio sull'APT che migliora appunto, dove i risultati ci dicono che c'è un miglioramento dell'attenzione ma anche delle funzioni esecutive, della memoria visuospaziale,
con risultati anche migliori rispetto all'adulto, quindi forse c'è una maggiore plasticità e quindi forse vale la pena investire di più, anche se sappiamo appunto che c'è una criticità, perché abbiamo un sistema nervoso che è in qualche modo ancora in via di sviluppo, e quindi non so se parlare di riabilitazione cognitiva o di accompagnamento allo sviluppo cognitivo, però ci tenevo anche ad allargare un po' lo sguardo anche alla riabilitazione cognitiva in età pediatrica, perché forse ha un senso forse ancora maggiore rispetto all'adulto. Vado concludendo. Sostanzialmente penso che in questo ambito ci sia una ricerca comunque di buon livello, c'è stato nel tempo un aumento di studi in termini di quantità ma anche di qualità. L'efficacia appunto credo sia abbastanza certificata, diciamo così, in diversi studi e con diverse metodiche, anche se i dati che riguardano la memoria, per esempio appunto con la Story Memory Technique, è un dato molto, molto importante, e a seguire i programmi computerizzati soprattutto per la riabilitazione dell'attenzione. Con documentati cambiamenti anche per quanto riguarda la plasticità neuronale, soprattutto in termini di attivazione e di aumento delle connessioni. E allargando un po' lo sguardo, nel senso che mi sono focalizzata rispetto a quello che è il training cognitivo e riabilitativo, però non dimentichiamoci che la riabilitazione non è solo questo, e l'obiettivo della riabilitazione poi è chiaramente più allargato. Abbiamo visto all'inizio, insomma, ci sono delle correlazioni tra la presenza di un deficit cognitivo e l'occupazione, l'attività sociale e le qualità di vita, quindi teniamo presente che noi lavoriamo con la riabilitazione cognitiva su un pezzettino, però questo pezzettino ha un effetto poi anche più allargato, e dobbiamo tener conto di tutte le altre variabili per poter lavorare su questo pezzo. Quindi è importante considerare anche l'incidenza di altre variabili, come per esempio quelle psicologiche, e ci vogliono appunto degli studi, già insomma ci dicono che c'è un effetto, però per determinare in modo ancora più rilevante l'impatto nella vita quotidiana. Ci sono appunto gli studi che valutano l'efficacia di nuove metodiche con dei risultati sicuramente incoraggianti. Ci sono quesiti aperti che aprono la strada per ulteriori studi, con l'obiettivo di identificare forse dei criteri per trattamenti individualizzati, quindi quale trattamento per quale paziente, e anche poi per identificare la frequenza, la durata, l'intensità del training. Avete visto magari nelle slide, cioè c'erano training che duravano 2 mesi, 3 mesi, 2 volte a settimana, 5 volte a settimana, 45 minuti, 60, c'è molta variabilità comunque anche su questo. E infine c'è la pratica clinica, nel senso che nella pratica clinica ci sono dei mondi diversi. Ci sono i mondi all'avanguardia, dove è possibile sperimentare le nuove frontiere, dove è possibile fare ricerca, e ci sono poi invece altre realtà cliniche dove le risorse mancano, dove è difficile organizzare un certo tipo di trattamento, o il trattamento cognitivo e riabilitativo evidence based. Però credo che comunque sia possibile, nel senso che abbiamo visto ci sono davvero diverse metodiche, e si possono anche le tecniche, diciamo così, le mnemotecniche hanno un grande valore, e soprattutto vale la pena impegnarsi per questo tipo di riabilitazione, perché ci sono degli dati di efficacia e hanno un peso poi per la qualità di vita del paziente. Ho concluso. Grazie.